Ciao ragazzi, quello là dietro è un caminetto acceso. Questa bella ragazza è Buongiorno. Claudia e qua c'è il motivo che ci ha fatto incontrare. Signore, avete mai sentito parlare del quinto quarto? Ebbene, alcune parti del quinto quarto sono qui. Quali, Claudia? Vabbè, partirei da quella un po' più strana che di solito non si usa mangiare, che è il rene, detto anche rognone, che molti scartano perché ha un gusto ovviamente un po' particolare, ma è eccezionale da fare i ferri o anche in pentola. Non sono in molti quelli che pensano di fare i ferri, vero? No, infatti. Ma oggi apriamo una strada nuova noi. Esatto. L'altra parte del quinto quarto che abbiamo qua oggi è il fegato. Anche questo ai ferri lo faremo? Anche questo facciamo i ferri, generalmente si mangia alla veneziana, Certo, con in la pentola, con la cipolla e tutto quello cipolla, che ci vuole, eccetera. certo. E invece appena scottato i ferri con un goccino di limone alla fine È perfetto. è speciale. Appureremo. E qui invece, La cosa che mi incuriosisce di più è il diaframma, figurati a me, taglio che generalmente, almeno anche noi, usavamo da fare macinato e poi abbiamo riscoperto e rivalutato grazie a degli amici anche argentini che loro mettono invece Ho i capito. ferri. E quindi abbiamo scoperto questo taglio e devo dire che è veramente molto molto buono. Quindi Costa un poco, esatto. ex macinato Ex che diventa macinato, è portata. diventato sì, taglio da fare i Perfetto. ferri. E qui, già precotte. E queste sono le costine di manzo. Aspetta, Questa- precotte, specifichiamo, sono state passate un attimo in forno. Sì, 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 appena scottate sulla griglia e ripassate in forno. E questo è un taglio sempre dell'anteriore, che è la punta di petto che generalmente si usa per fare il brodo. La parte finale, dove comincia la pancia, che è un po' più carnosa, viene tagliata sottile sottile e frollata un po' più a lungo. E si fanno queste costine dal gusto incredibile. Strepitoso. Sì. Capito ragazzi? Perché non esiste soltanto la costata o la fiorentina. Del manzo, come del maiale, non va buttato via niente. Esattamente. E ogni parte è eccezionale. Concordo. Basta essere un po' curiosi. Dico bene? Hai assolutamente ragione. Io sono nato curioso. Laga il fuoco e Proviamo. soprattutto che è una gradera che aspetta, vero? Esatto. Direi di passare alla pratica. Ciao ragazzi, vi faremo sapere com'è il rognone ai ferri. Alla prossima puntata. Intanto mangiamo. Ciao ragazzi. Ciao.